chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá! Da qua inizia a essere abbastanza seria. Buonasera a tutti. Dentro o fuori tra White Café in maglia bianca e Brada Impex in completo blu. Uno dei 3 spareggi per definire il quadro dei quarti di finale della 13ª edizione Krese Cup Trieste. Si sono già qualificate le prime in classifica dei 5 gironi, vale a dire Olica Vanganele, Dil Muggia, Pizzeria alla Tappa, Termosoc SRL e La Tecia. Proprio nel girone della Tecia è arrivata seconda Brada Impex, che ha perso contro la capolista 3-2 all'esordio. Poi ha vinto 3-0 contro Diaz 2 e 4-2 contro Decathlon, qualificandosi appunto come seconda. White invece abbastanza sfortunato, arrivata a pari punti con altre 2 squadre al primo posto a quota 6, con Termosoc e CMG, ma per la questione di differenza reti è arrivata terza e si è qualificata a questi spareggi appunto come migliore tra le terze. 30 secondi di gioco, dirige l'incontro il signor Adriano Ciriello, gruppo arbitri Coppa Trieste. Possesso palla Brada Impex, ricordiamo la formula, 2 tempi da 25 minuti ciascuno. In caso di parità 2 supplementari da 8 minuti e ulteriore parità calci di rigore. Mancano alcune grandi firme sia da una parte che dall'altra. Nel White Matteo Palermo, protagonista della precedente partita, insieme a Nicola Gaicanin, vero osso duro nei campi a 7, piazzatissimo. Dall'altra parte Gruic e Godeas. Ora bella palla dentro per Taugui. Non riesce però ad agganciare il giocatore quest'anno al Cras. Ritmi non incredibili in queste prime battute, chiaramente anche un po' di paura di sbagliare, anche perché non ci sono margini di errore quest'oggi. Chi perde torna a casa, come si suol dire. Occhio alla coppiata Luca e Marco Del Moro. Podgornik contro 2, cerca lo spazio per il tiro, supera Sessi, c'è la grande chiusura di Tiziani. Ancora all'indietro Tobias Sergi, prova da metà campo. Era arrivato Knezevic in pressing, ha accelerato un po' la conclusione, non distantissima dai pali di Contento. Il portiere è sempre difficilissimo da superare. Ora Spetic. Tiziani. Gira palla ancora per Spetic, Sessi. Si allarga Taugui che chiede il cambio di campo, si coordina al volo, schiacciando la conclusione. Mano Sperti battezza bene la traiettoria, facile. Bello però anche il palleggio di White Café in mezzo a un nuvolo di maglie blu. Ancora Del Moro, prova il sinistro, Contento alla garella quasi coi piedi. E poi intervento in gioco pericoloso da parte di Marco Del Moro, prima vera parata. Ancora Sessi, prova a caricare dalla grande distanza. Poi la Pasquala di testa, Spetic prova ad andarsene di forza, Miraglia perde il contrasto con la Pasquala, il sinistro. Utile la chiusura in pressing di Sergi, costringe la Pasquala ad affrettare la conclusione, pallone quindi sbilenco. Sarebbe presentato davanti a Contento Podgornik, decisiva questa difesa. Spetic prova a superare un avversario, tocco dentro, sporcato da Sergi. Poi Miraglia con grande lucidità fa ripartire Podgornik, 3 contro 3, va a puntare Sessi. Podgornik vuole il mancino, allarga a sinistra per Marco Del Moro, la Pasquala su di lui, non c'è più spazio, Luca Del Moro il sinistro, pallone troppo chiuso, ha perso forse il momento più propizio per andare subito alla battuta il White in questo contropiede. Buono lo scarico, ma si era chiuso tutto nella difesa Brada Impex. Ora la Pasquala se ne va. Un bel cambio di passo su Podgornik. Calcio di punizione fischiato da Adriano Ciriello. Luca Del Moro. Knezevic su di lui, non troppo feroce. Miraglia, bello il numero. La ruleta, come si suol dire. Ancora Miraglia con il destro. Parte e si alza all'ultimo. Occhio, dice Contento ai suoi compagni. Bella dimostrazione di tecnica e velocità di Nicolas Miraglia. Ha fatto tutto benissimo, il tiro un po' sfortunato, più potente che preciso. Adesso Tiziani. Marco Del Moro, Taugui addosso, si continua a giocare, regola del vantaggio. Bravo Ciriello qui a non interrompere l'azione, ci prova ancora Del Moro, Contento. Pugni chiusi, quasi a difendere il proprio corpo, riesce però anche a respingere questo tiro velenosissimo
fratelli Del Moro intraprendenti, non è una novità. E ci avviciniamo alla metà della prima frazione, 11:30 quasi sul cronometro. Non si sblocca questo primo spareggio. Spetic da fuori, mano Sperti con le ginocchia forse, se non ho visto male. Stilisticamente non eccezionale, ma molto molto efficace. Fallo proprio Spetic, secondo Ciriello. Ci rimane un po' male Spetic, ricomincia il White con Podgornik che ha spazio per provare il destro. Fucilata, incredibile. Pallone che finisce fuori, pizzico di animosità. Mano Sperti. Ora Luca Del Moro, viene incontro Marco Del Moro, scappa Podgornik, Miraglia, attenzione, superiorità numerica, Podgornik! Era forse un po' indeciso se restituire palla a Miraglia o cercare la porta da posizione leggermente defilata. Ha trovato un piattone che si è alzato e non di poco rispetto alla porta di Contento. Che occasione questa però! Più facile di bere un bicchiere d'acqua questa presa. Ora Marco Del Moro, sponda di petto, Tiziani però intercetta, bella a sua volta l'apertura di Knežević, Maio punta l'uomo sinistro, scappa sull'esterno della rete. Molto rapido, intraprendente, applaudito anche dalla sua panchina il numero 10 di Brada. Tiziani, bene chiusura di testa. Non succede niente quanto a reti segnate, ancora 0-0. Aiello. Miraglia, sponda all'indietro un po' timida, poi Spetic, Del Moro gli taglia la strada, toccando palla e gambe, lascia correre Ciriello. Allora Luca Del Moro, tocca a Marco Del Moro che ha un pizzico di spazio, andante precisa per Podgornik, grande idea. Sembrava quasi destinata in rete, questa battuta col destro. Se fosse uscita sarebbe stata questione di centimetri. Miraglia quasi sulla traiettoria, se si spara via in faro laterale. Bella l'idea però di Podgornik subito di girare di prima intenzione. Ancora Marco Del Moro, arriva la Pasquala sul pallone, Podgornik. Aiello, piatto per Miraglia che in spaccata riesce a servire Marco Del Moro, subito col destro, Contento la tiene lì. C'era il rimbalzo del pallone che poteva rappresentare un pericolo, ma con grande sicurezza Michele Contento. È l'ultimo intervento del primo tempo, 0-0. Allora, squadra in campo, si ricomincia, come dice l'illustre collega Sandro Piccinini. Ciriello Adriano, questo è il cognome e il nome dell'arbitro, gruppo arbitri Coppa Trieste di questo primo spareggio Krese Cup, per andare ad aggiungersi alle 5 capoclassifica dei gironi e delineare quindi la griglia dei quarti di finale. 0-0 tra White Café e Brada Impex, a dimostrare un equilibrio totale in campo. Prova subito Del Moro, qualche intervento in più per Michele Contento che adesso fa ripartire i suoi. Mentre Spetic forse una leggerissima distorsione, speriamo di no. Maio si addormenta un po' qui, Tobias Sergi. Mano Sperti chiede attenzione ai suoi, Maio va un paio di spanne dal gol del vantaggio. Quando tratta il pallone sembra quasi esclusivamente mancino, qui è partito invece col destro, è parecchio preciso. Allora mano Sperti ancora col suo difensore centrale. Miraglia di tacco, bella la sponda per Aiello. Va a puntare 1 contro 2 Aiello, c'è un po' di spazio per Miraglia, Tiziani su di lui, Miraglia! Chiama palla Podgornik sulla destra, non viene servito, spera che si perde alle stelle, incoraggiamento di Podgornik per Miraglia. Anche dalla parte opposta fin qui non c'è grande precisione, 0-0 è lo specchio fedelissimo delle difficoltà a realizzare qualche gol. E ora Maio,
Vuole il destro su Podgornik, il pallone basso, sfera che passa, la sponda di Knežević per Lukas Petic. E arriva il vantaggio di Brada Impex, quinto minuto del secondo tempo. Spetic in caduta, riesce a indovinare l'incrocio dei pali, Manos Perti immobile in controtempo, impossibile andare a prendere questo pallone. Tutto nato da una bella iniziativa dell'intraprendente Andrea Maio, che di solito vuole il mancino, qui ha scelto il destro e questa palla velenosa a rasoterra è passata. Grande sponda di Knežević. Miraglia. Tocco per Aiello, Tobia Sergi. Cambia gioco molto bene per Miraglia, che ha un po' di spazio. Riesce il controllo, la frenata, il sinistro lo anticipa un po' e colpisce con l'esterno. Spera che quindi si perde larga. Interessante però anche questa soluzione di Nicolas Miraglia. Mezzo a due giocatori, situazione un po' delicata. Esce alla grande con un pallone preciso per Knežević. Bravo Sergi, che tiene botta sull'anticipo. Il calcetto di Knežević che si becca l'ammonizione prima di questa partita. Punita la cattiveria del gesto in sé, perché comunque il pallone l'aveva mantenuto Tobia Sergi, che era andato anche alla battuta. Allora cambio di campo qui con le mani, cercato da Castellano, voleva Maio, trova Podgornik. Marco Del Moro accelera con le sue leve corte, Paliaga, il controllo destro improvviso, Contento si salva. Parata difficilissima questa. È andato giù in una frazione di secondo Michele Contento. Ancora Podgornik, sinistro, ci mette il corpo Spetic. E poi Castellano conquista una preziosa rimessa laterale su un buon break del White Café. Marco Del Moro, Spetic su di lui, finta di Marco Del Moro, chiede a Miraglia di partire, rimpallo su Podgornik, ancora Del Moro, accelera col destro, Contento la tiene lì. Anche questo intervento non semplicissimo, con la palla che prende una strana traiettoria. Ora Sessi cambia campo. Spetic, Castellano si sovrappone, Spetic col destro, fucilata, Manos Perti, molto ben piazzato, poi bravo Paliaga che arriva prima di Sessi che spinge un po' troppo secondo Ciriello, allora punizione per il White. Fate i bravi, dice Ciriello ai ragazzi lì in area piccola. Knežević, no look per Castellano, prova la chiusura Podgornik, la palla passa, Sergi, anzi Paliaga, deviazione. Allora dopo la deviazione preziosa comunque di Paliaga su questo pallone centrato teso, arriva l'uscita sbagliata di Manos Perti, Spetic lo anticipa di testa imperioso, non inquadra però i pali della porta del White. Marco Sessi, Paliaga galleggia tra lui e Contento per evitare il retropassaggio, la Pasquala poi se ne va in un fazzoletto su Podgornik, ha un po' di spazio, tocco per Spetic che ci può provare col destro, Manos Perti tiene a galla i suoi. Intervento decisivo questo, visto il momento della gara, 7 minuti allo scadere del 25esimo. Ora schema battuto corto, Luca Del Moro, Podgornik destro, Contento. Ancora lui, sempre più che presente. Chiama il pallone Luca Del Moro, servito sì, un po' arretrato però. Perso forse un momento propizio. Ci prova lo stesso col mancino Tiziani. C'è lui sulla traiettoria, Knežević, la sponda meravigliosa. Taugui vuole il tocco di ritorno, ancora Sergi. Abbiamo visto due cose fantastiche, una in attacco e una in difesa. La sponda di Knežević, signori. Qualcosa che varrebbe da solo il prezzo del biglietto, però qui non si paga, per cui l'avete visto gratis.
Luca Del Moro, grande cambio per Marco Del Moro, arriva Podgornik in sovrapposizione, servito adesso, Spetic va in chiusura, anche qui forse perso un momento buono, Aiello col mancino, aveva spazio per centrare lo specchio. Semplicemente un po' di benzina nel motore in più in queste ultime battute a caccia del pareggio, che vorrebbe dire supplementari. Paliaga si gira subito, Contento. Sfera che forse sarebbe uscita, la tiene comunque lì in 2 tempi. Il portiere quest'anno all'UFM. Luca Del Moro con tunnel a Spetic. Taugui però, ottima diagonale. C'è Paliaga col destro. Contento. Una sola disattenzione sulla sponda che ha permesso a Spetic di siglare quello che fin qui è il gol partita. Luca Del Moro per Marco Del Moro, chiama palla Podgornik, largo a destra, viene servito la Pasquale, accorcia su di lui. Podgornik vuole il sinistro, mamma che gol, mamma mia che gol. 24esimo minuto, scocca l'ultimo minuto di gara, signori. Roba da spellarsi le mani. E Podgornik, che se non erro dovrebbe essere destro, col mancino indovina un gol alla Del Piero. Mamma mia. Quando si dice toglie la ragnatela dal 7, ebbene Podgornik non poteva trovare momento migliore per i suoi. 30 secondi allo scadere del 50esimo regolamentare. Mamma mia che gol di Podgornik. Vuole crederci il White alla clamorosa rimonta nel finale. Miraglia riesce a gestire il possesso del pallone, sarebbe forse corner. Ciriello dice che può bastare così. E l'equilibrio era regnato in pratica per tutta la partita. Aveva messo la freccia Spetic per Brada Impex al quarto del secondo tempo, a 30 secondi dallo scadere. Perla autentica col sinistro di Luka Podgornik. Contento che Figli era stato perfetto, può solo osservare la palla che finisce all'incrocio dei pali. 1-1 e allora prepariamoci per i supplementari, 2 tempi da 8 minuti ciascuno. Subito Paliaga, pescato da Podgornik, va a puntare Sessi, Paliaga, il destro, Sessi ci mette il piede. E Knežević, controllo in corsa su Sergi, spazio per il destro, mano Sperti in 2 tempi con Aiello. Subito botta e risposta improvviso. Sessi non lo molla, ancora Paliaga, bella la frenata. Tocco per Marco Del Moro che punta Spetic. Si allarga proprio Paliaga, tocco dentro per Miraglia, controllo è buono, il sinistro! C'è la deviazione di Contento. È riuscito a superare Sessi in un fazzoletto con un gran controllo, Nicolas Miraglia. Ma grande risposta anche di Contento. Qui Aiello un po' alla cieca, trova Spetic. Aiello taglia Paliaga, pallone è lungo ma lo controlla molto bene. Ha il problema di girarsi, riesce a percorrere qualche metro resistendo a Sessi e la Pasquale. Ancora il tocco dentro, Paliaga col sinistro, Podgornik non ci arriva, perde il passo al momento decisivo. Poteva essere doppietta per lui, Paliaga che sembrava voler calciare, invece ha trovato un tocco dentro geniale. Rimessa veloce per Knežević in mezzo a 2, tunnel ad Aiello, tocco all'indietro, Sergi col piede, la Pasquale poi per Spetic, vuole il sombrero su Del Moro, tocco dentro, Aiello decisivo, Mano Sperti protesta su Ciriello, possesso palla White, Miraglia ne supera 1, tunnel involontario a Tiziani, Paliaga con il destro, sfera però che esce larga. Rimessa Brada Impex ora con Tiziani, si fa vedere Spetic a centro area, attenzione Knežević a 1 metro dalla porta, poi Spetic difende il pallone da par suo. Poco cattiva qui la difesa del White, molto bene prima su Knežević, molto meno dopo su Spetic che fa doppietta e riporta in avanti Brada Impex. Con un lavoro da centravanti boa quasi stile pallanuoto, ha resistito al ritorno di Tobia Sergi, ha trovato il pertugio giusto
girata imprendibile a quel punto per Mano Sperti da pochissimi metri. 2-1 Brada Impex. Minuto 4 del primo supplementare. Ancora vivo però il possesso offensivo del White. Aiello ha un po' di spazio, può provare il destro, parte, contento. E andava a spegnersi nell'angolino basso questa fiondata col destro. Taglia dentro Podgornik, l'anticipo su Sessi. L'ultimo tocco è proprio del numero 8 in maglia bianca, autore del meraviglioso, quanto però provvisorio pareggio. Marco Sessi. Paliaga, arriva l'MLM alle sue spalle, non c'è più tempo per questa offensiva di Brada Impex, si va al riposo. Ancora il secondo supplementare da giocare, quindi 6 minuti più eventuale recupero. Decide fin qui una doppietta di Spetic. 2-1 Brada Impex, virtualmente qualificata ai quarti di finale Krese Cup. Tanto prima della ripresa delle ostilità per questo secondo supplementare, una specifica doverosa arrivatami direttamente dall'organizzatore Mattia Milazzi. Marea Rive affronterà Edil Mugge, non Fisiosan, nello spareggio per andare ai quarti di finale. Arrivate a pari punti a 7, prima in classifica del loro girone, ma Fisiosan miglior differenza reti e quindi Edil Mugge agli spareggi contro Marea Rive. Non cambia invece CMG Costalunga, in atto martedì. È iniziato intanto il secondo supplementare, 6 minuti di speranza per il White Café, da cercare di arrivare almeno al 2-2 e portare questo primo spareggio Krese Cup ai rigori. Ci prova Paliaga che è attenta alla consistenza dell'info point. Ha tutta l'area di voler cercare la porta. Ci prova a destro, tesissimo, pallone che però si perde un paio di metri largo. Spetic, così come alcuni anche dei compagni e degli avversari, ha una minella da fuori che non è niente male. Cerca subito la palla tesa, riesce a trovare Knezevic sul liscio di Aiello, è solo Taugui centrale, la paratissima di Mano Sperti che tiene a galla i suoi. 2 minuti e mezzo, entra nel vivo questo secondo supplementare. Podgornik prova a guidare la riscossa dei suoi, cambia campo, in contropiede Miraglia. E perde palla il White. Sergi, un attimo di panico, poi però recupera la tranquillità, supera Taugui, vuole il mancino, tiro ribattuto, attenzione a Taugui adesso, c'è Knezevic dalla parte opposta, pescato il destro, il pallone che si alza. Che occasione clamorosa sciupata la Brada Impex qui. È già graziata 2 volte la difesa del White, che può riprovarci. Marco Del Moro, Paliaga, tiene botta su Taugui, il destro, pallone che si perde di pochissimo a lato. Che brivido qui per Brada. Stava per verificarsi la più classica delle leggi del pallone. Gol sbagliati in questo caso, gol subito invece è andata abbastanza di lusso qui ai ragazzi in maglia blu. Ma subito il 5 tra lui e Luca Del Moro. Marco Del Moro ha un po' di spazio, può provare a puntare, destro deviato! C'è il pareggio del White Café, forse addirittura 2 deviazioni sul tiro di Marco Del Moro. Credo Sessi e Taugui. Contento andava chiaramente a cercare la palla sul secondo palo, sfera che invece beffardamente lo spiazza. Gol del pareggio, 90 secondi scarsi allo scadere dei supplementari. È partita veramente splendida, equilibratissima. E come al terzo minuto e 40 secondi del primo supplementare Spetic aveva rimesso avanti Brada Impex, allo stesso minuto ma del secondo supplementare arriva il gol di Marco Del Moro. E ora Sessi porta in avanti i suoi, il destro! Che gol! Marco Sessi! Non me ne voglia il buon capitano, la firma che non ti aspetti da fuori area. Che gol di Marco Sessi! Chiudi tutto, dice. Giustamente Michele è contento. E caro Michele, ho detto la firma che non ti aspetti, mica per niente, ma ha centrato un clamoroso
destro potentissimo, precisissimo, base del palo e gol. Qui nemmeno Yashin ci sarebbe potuto arrivare. E Spetic che rimane in campo stoicamente, nonostante adesso sia un po' tramortito logicamente da questa bordata. C'è ancora spazio per Marco Del Moro, Spetic che ci mette ancora il corpo, stavolta però un po' più in alto. Corner per il White, va dentro anche Mano Sperti, attenzione, forse l'ultima possibilità, attenzione Sergi, contento miracolo, Paliaga, linea di porta, Sessi mette fuori Taugui e poi Marco Sessi spazza via. Davvero beffardo e sfortunato il finale per il White. Brada Impex conquista ai supplementari l'accesso ai quarti di finale Krese Cup. Che partita però, signori. Se questo è l'antipasto, è stato l'esordio delle gare ad eliminazione diretta Krese Cup, ci sarà da divertirsi nelle prossime 2 settimane, quelle decisive qui a Borgo San Sergio. Riepilogo in velocità le reti, Spetic al 4° minuto della ripresa per l'1-0 Brada Impex, pareggio quasi a tempo scaduto con una perla di Podgornik. Poi i supplementari al 3° minuto ancora Spetic nel primo supplementare. Nel secondo supplementare a 1 minuto e mezzo dalla fine Marco Del Moro con deviazione di Taugui, sembrava portare tutti ai rigori. Marco Sessi praticamente alla palla al centro successiva ha trovato il jolly dalla distanza con un destro chirurgico, palo gol. E quindi 3-2 Brada Impex, prima qualificata ai quarti di finale in questi spareggi Krese Cup. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá!